Trovate una lista dei reati minori che vorreste depenalizzare in illeciti amministrativi per non intasare la giustizia. Così il ministro Carlo Nordio agli avvocati del Triveneto incontrati stamane a Venezia. È in fase di elaborazione la proposta di legge per dare poteri penali al giudice di pace di Venezia e la ricetta del sindaco Brugnaro per arginare i reati che creano particolare allarme sociale. Punta da una zanzara lo scorso ottobre una mamma 45enne di Milano è morta. Dopo 3 mesi la procura ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. Dopo la commovente cerimonia di conferimento della laurea alla memoria affisso al portello lungo il Piovego, il papiro che gli amici di Giulia Cecchettin avevano preparato per festeggiare il traguardo. Non solo Nordio, oggi a Venezia anche i ministri Calderoli e Casellati hanno fatto il punto sulle riforme, autonomia in primis, mi auguro tempi brevi alla Camera, ha detto Calderoli. La legge sull'oblio oncologico è un punto di partenza per rimuovere anche quei problemi al sistema nervoso centrale che possono manifestarsi dopo la malattia, se ne è discusso oggi a Venezia. Il carnevale dedicato a Marco Polo entra nel vivo, saltimbanchi, danzatori, tamburi e maghi, si è aperto così tra Venezia e la terraferma il carnevale e ieri sera gli spettacolari giochi di luce e acqua all'Arsenale. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. I temi della giustizia in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Perché stamane a Venezia il ministro alla giustizia Carlo Nordio ha incontrato gli avvocati del Triveneto e ha fatto loro una precisa richiesta. Stilare una lista dei reati che si vorrebbe venissero depenalizzati in illeciti amministrativi per non intasare la macchina della giustizia. La richiesta da Venezia del ministro della giustizia Nordio agli avvocati triveneti. Perché questo è un mantra che si ripete, cioè siamo in un regime di panpenalizzazione, bisogna depenalizzare. Benissimo, diteci quali siano secondo voi i reati da declassare, perché quando ci abbiamo provato noi, io ci ho provato 20 anni fa quando presiedevo la commissione per la riforma del codice penale, come tocchi un reato bagatellare qualcuno si solleva. Così il ministro dà rialto evidenziando come esempio proprio la peculiarità del luogo, visto il mercato del pesce a 2 passi dal tribunale. Ho persino sollevato il problema che qui sotto si finiva in tribunale per la vendita di sogliole sottodimensionate e però qualcuno ha cominciato a dire che anche quello è una cosa importante perché è una specie di truffa commerciale. E allora mi facciano un elenco e poi lo prenderemo in considerazione. Quindi, ad una settimana dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, la risposta allo sfogo del presidente della Corte d'Appello di Venezia sulla mancanza di risorse. Guardi, le risorse, noi abbiamo proprio adesso parlato proprio col presidente Citerio a margine. Se tu non fai l'analisi comparativa tra il budget che hai e il target che ti proponi, alla fine mandi in Russia i soldati con le scarpe di cartone perché dici ai giudici, a cominciare, fate con quello che avete e arrangiatevi, e questo non è ragionevole, ma anche su questo cerchiamo di lavorare. Utilizzare le caserme dismesse per contrastare e alleviare il sovraffollamento carcerario, dando lavoro agli stessi detenuti per il riattamento, così sempre il ministro Nordio. Tutto questo si può fare in tempi ragionevolmente brevi, con un comodato gratuito che ci venga dato dal Ministero della Difesa. Infine, la risposta alla richiesta del sindaco Brugnaro, con cui da anni chiede vengano dati maggiori poteri penali per il giudice di pace di Venezia. Questi sono argomenti estremamente complessi, quando si tocca il diritto penale si cammina sul ghiaccio sottile. Molto più importante sarebbe rivedere, come è stato detto anche oggi, una depenalizzazione che declassi al rango di illeciti amministrativi quelli che sono i reati bagatellari. Ma vediamola, sentiamola questa proposta del sindaco Brugnaro. Le persone che si comportano male, quelli che offendono le persone, l'ubrichezza molesta, tutta una serie, i vandali che si comportano in un certo modo, vengono presi, portati in cella. In città metropolitana noi le abbiamo fatte 7 in smart control room, magari un giorno andiamo a vederle, ve le faccio vedere, e le usiamo spesso anche prestandole a carabinieri, polizia. Lo sto proponendo da molti anni e adesso stiamo anche elaborando una proposta proprio di legge da presentare. È l'idea di costituire giudici di pace con poteri penali, sotto l'egida della magistratura. Cioè i magistrati scelgono ovviamente e verificano quali possono essere le persone che vanno bene per farli i giudici di pace e abbiano poteri penali da 1 a 10 giorni di cella, ma di cella di sicurezza, non cella in carcere, proprio perché per non appesantire i carceri
La facciamo noi questa cosa, cioè il giudice di pace viene pagato dal comune o dalla città metropolitana, vengono pagati anche degli avvocati, difensori, sempre in servizio, come è oggi la procura, per capirci. E sulla proposta di Brugnaro interviene anche il presidente degli avvocati del Nord-Est. Il senso vero di questo lavoro è quello di cercare una risposta a problemi effettivi che una risposta efficace attualmente non hanno. Per cui è un tema sul quale mi pare interessante lavorare. Poi come tararlo, come immaginarlo operativamente, questo secondo me è un percorso evidentemente da fare. Lo shock di Mirano per la morte di una mamma 45enne era stata punta da una zanzara lo scorso ottobre. La procura ha aperto un fascicolo. Si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo della 45enne di Mirano morta per le complicanze del virus West Nile. Lo scorso ottobre era stata punta da una zanzara sotto casa e lì è iniziato il calvario. Il virus ha provocato prima un'encefalopatia, poi una tetraplegia fino a gran parte del corpo paralizzato. A metà gennaio è stata trasferita in una RSA di Stra, nonostante per i familiari non fosse la struttura più idonea viste le condizioni, e 5 giorni dopo portata all'ospedale di Dolo, dove si è spenta. I familiari l'hanno considerata una morte sospetta, per questo è stato aperto un fascicolo in procura. L'Ulstre ha fatto sapere che a seguito del decesso lo stesso reparto in cui era ricoverata la donna aveva disposto il riscontro diagnostico. Ieri a Padova il conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin. Oggi per ricordarla, per ricordare e sottolineare questo suo traguardo è apparso anche il papiro. Giulia sorridente, con un orsacchiotto gigante in braccio, tutto attorno i ritratti dei suoi interessi, tanti libri di letteratura che amava. Ci sono gli aneddoti più divertenti della sua breve vita, raccontati nel tradizionale papiro di laurea che gli amici hanno voluto appendere lungo la passeggiata del Piovego tra i dipartimenti universitari frequentati da Giulia. Il termine caspicchiolacchio che lei utilizzava quando si arrabbiava, le caramelle salvafame che distribuiva a tutti, i racconti di gite e avventure scolastiche dall'asilo al liceo. Giulia lo avrebbe letto con qualche buffo travestimento e la corona di alloro. Il lungo Piovego durante la settimana è frequentatissimo dagli studenti che passano di qua per raggiungere le aule universitarie. Oggi sabato i dipartimenti sono chiusi, ma lo stesso chi passa di qui non può non fermarsi a guardare e a leggere il papiro di Giulia Cecchettin. Non ho grandi parole, nel senso che è una cosa bella vederlo, almeno per me, e questa è l'emozione, poi altre cose sono interiori e non riesco a esplicarle. Però fa piacere vedere questo papiro. Sì, l'ho guardato perché ho visto sta cosa, è una bella cosa, un bel segnale. C'è un grande dispiacere, nel senso che si sta con l'amaro in bocca, è una tragedia che non doveva succedere e non so che dire, perché è un qualcosa che ha toccato tutti noi. In tanti si fermano a guardare il papiro pensando a Giulia, al brillante futuro che le è stato negato. Nel nome di Giulia ci sarà un'aula studio e alcuni premi per studentesse volenterose e capaci. 3 di questi premi sono stati finanziati dall'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto per affrontare il tema della violenza di genere. Vogliamo in tutti i modi come ordine fare qualcosa di concreto per lavorare sulla prevenzione della violenza sulle donne, e anche questi premi di laurea per la laurea magistrale in psicologia possono essere un contributo scientifico e culturale a questo scopo. Quella di ieri è stata una giornata importante per il messaggio che lascia ai giovani universitari e non solo: se fai le cose bene, ti impegni, studi, i risultati arrivano. Purtroppo Giulia non ha potuto cogliere il frutto del suo impegno, ma il suo esempio resterà nella memoria di tutti. A dirlo Luca Martello, il sindaco di Vigonovo, il paese dove viveva Giulia, che anticipa anche la prossima iniziativa. Per l'8 marzo, ha detto Martello, abbiamo in cantiere un evento che intende valorizzare la figura della donna e in qualche modo ricorderà Giulia. Desideriamo sia un messaggio positivo. Non solo Nordio, oggi a Venezia anche i ministri Calderoli e Casellati, che hanno parlato tra l'altro di autonomia e non solo. Proprio giovedì questo sarà l'incardinamento della prima commissione Camera del provvedimento, dopodiché i tempi li stabilisce il Parlamento. Prima si fa e meglio è. Si aspetta resistenza.
Ma credo che il lavoro più grosso fosse l'esame che abbiamo fatto al Senato, il confronto con tutte le forze della coalizione. È stato sviscerato ogni piccolo angolo di quella legge. Per il ministro Calderoli il DDL sull'autonomia differenziata è politicamente al sicuro. La quadra con gli alleati del centrodestra, fa intendere, è stata trovata in mesi di lavoro. Chiaro che la discussione parlamentare possa sempre innescare una serie di variabili, da qui l'auspicio. Mi auguro che possa essere approvata in versione definitiva, poi è evidente che se si evidenziassero degli errori si correggono. Partita quella dell'autonomia differenziata contro cui si stanno muovendo diversi amministratori del Sud con il governatore campano De Luca in testa, ma il tema è anche un altro e riguarda da vicino gli equilibri tra leghisti e meloniani, i primi promotori dell'autonomia, i secondi sostenitori dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, riforme per qualcuno inconciliabili, anche se Maria Elisabetta Casellati, che delle riforme è il ministro, usa toni fermi. Sia l'autonomia che l'elezione diretta nel nostro programma era del Presidente della Repubblica, oggi del Presidente del Consiglio, fanno parte entrambe del programma voluto e votato dagli italiani. Quindi Casellati e Calderoli si trovano a Venezia per parlare della nuova legge sull'oblio oncologico, una delle poche in grado di mettere d'accordo tutto l'arco costituzionale, nelle ore in cui si sono registrati imbarazzi all'interno dell'esecutivo sulle parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quasi pentito di averle portate qui. La dichiarazione poi oggetto di retromarcia, ma intanto lo scricchiolio si è sentito e come. Al collega di partito Giorgetti il messaggio dello stesso Calderoli. È vero che quando uno si cimenta in un'impresa dici ma chi me l'ha fatto fare, ma io sono convinto che alla fine il primo ad esserne contento sarà Giorgetti e soprattutto sarà contento il Paese e tutte le realtà che verranno toccate da quell'evento sportivo. Così nel centrodestra quanto al centro-sinistra si chiude senza punizioni né passi indietro il caso di Anna Maria Bigon, la consigliera Dem unica ad astenersi in Veneto nel voto alla legge sul fine vita che aveva contribuito con il centrodestra ad affossare la norma. Il gruppo consigliare del PD ha posto la parola fine all'incidente politico del 16 gennaio. Bigon rimarrà al suo posto vicepresidente della Commissione regionale, l'organismo cioè che tornerà a occuparsi della legge sul suicidio medicalmente assistito dopo la bocciatura in aula. C'è stato un chiarimento franco, il che non significa che non sia successo niente, afferma la capogruppo Vanessa Camani. Nella discussione sono stati ribaditi 3 concetti fondamentali: il diritto alla libertà di coscienza, il riconoscimento della pluralità a condizione che sia funzionale a raggiungere un punto di sintesi avanzato e l'impegno del PD a proseguire nel lavoro per affermare i diritti civili. Così dunque Camani. Per Bigon l'unica conseguenza resta quella del partito a Verona, che l'ha sollevata dal ruolo di vice segretario provinciale. Avete visto Casellati, Calderoli a Venezia, si parlava di oblio oncologico, di questa nuova legge, ed è stato un convegno davvero importante con importanti interrogativi. Quali sono le cicatrici fisiche e psichiche che a volte rimangono anche a lungo termine nei pazienti guariti dal cancro? Intervenire su queste cicatrici è il prossimo doveroso passo sul quale il mondo scientifico e anche politico si è confrontato a Venezia dopo l'approvazione della legge sull'oblio oncologico che tutela la vita degli ex pazienti da possibili discriminazioni legate alla malattia da cui sono guariti. Una legge di cui è stata relatrice l'ex ministro e deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Purtroppo era un'ingiustizia vera e propria, anzi una violazione della nostra Costituzione, però era la realtà. Prima dell'approvazione di questa legge chi era guarito a tutti gli effetti da una malattia oncologica non era tale per la legge, non era considerato guarito magari dalle banche, dalle compagnie assicurative che potevano applicare costi più alti o addirittura negare un prestito, e sicuramente era molto più difficile per esempio iniziare il percorso per l'adozione di un bambino. Questa legge supera questa ingiustizia e io credo che dia anche una speranza. A 10 anni dal termine delle terapie oncologiche, oggi si cessa finalmente di essere definiti pazienti oncologici, rimuovendo così le difficoltà ad accendere un mutuo, a stipulare un'assicurazione sulla vita, ad essere messi in lista per un trapianto d'organo. Ma da rimuovere possono essere rimasti problemi al sistema nervoso centrale, a partire da paura, ansia, depressione, fino a deficit di attenzione e deficit di memoria o di capacità cognitiva.
In altre patologie neurologiche degenerative, quali l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson, ci sono strumenti per migliorare questi deficit che questi pazienti hanno. Chiaramente nel paziente oncologico sono molto più sfumati questi deficit, siccome a questi pazienti giustamente ridiamo l'etichetta di guariti, questi possono tornare a fare una vita sociale e lavorativa del tutto normale, è importante anche però garantire che queste conseguenze non ci siano, riabilitare appieno questi pazienti. Pubblicità per noi a fra poco. Di nuovo in onda, andiamo a Mestre per parlare delle iniziative per il giorno del ricordo. Sono oltre 30 le iniziative che da domenica 4 febbraio per un mese circa celebreranno il giorno del ricordo, che quest'anno raggiunge il 20° anniversario. Il programma è stato presentato a Mestre dalla Presidente del Consiglio Comunale. Un ricco e articolato programma diffuso in tutto il territorio, tra la terraferma, le isole e il centro storico, in cui ci sarà il grande coinvolgimento delle scuole e dei giovani di questa città. In particolare significativa quest'anno la partecipazione della Consulta Provinciale degli Studenti, che anche per il mese del ricordo ci accompagnerà in un percorso di riflessione per la città su una delle pagine buie della nostra storia, che per anni è stata strappata dai libri di storia, è stata dimenticata e a volte negata. La ricorrenza è stata istituita nel 2004 proprio per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. È un modo per ricucire il ricordo e la memoria di una tragedia che ha coinvolto il nostro paese e anche per onorare il ricordo di quanti hanno perso tragicamente la vita o hanno dovuto abbandonare la propria terra. Tra gli eventi da ricordare, venerdì 9 febbraio la cerimonia ufficiale di commemorazione del giorno del ricordo, con deposizione di una corona d'alloro al monumento in piazzale Martiri Giuliano e Dalmati delle Foibe a Marghera. E noi ritorniamo in Laguna per voltare decisamente pagina e raccontarvi di questa edizione della Carnevale entrata nel vivo. Il Carnevale di Venezia all'insegna di Marco Polo è entrato nel vivo con Terra Incognita, lo spettacolo acqueo all'Arsenale. Le fontane danzanti, le luci, le barche e il dragone che lentamente si sposta sulle acque della Darsena, un tempo culla della marineria della Sirenissima. Marco Polo che naviga affrontando tigri e peripezie, mentre delle giovani danzatrici cinesi fanno ondeggiare i propri ombrellini sulle onde di danze ancestrali. Oggi parto verso Oriente, verso Terra Incognita. Sullo sfondo le proiezioni del Ponte di Rialto e la Basilica di San Marco, in un ponte ideale che da sempre lega la Regina dei Mari Venezia all'Oriente. Lo show acquatico che vede la firma del direttore artistico Checchetto viene riproposto 2 volte al giorno, alle 18:30 e alle 21 per un totale di 9 serate. Nel primo sabato di Carnevale baciato dal sole a Venezia, nel giorno della presentazione delle 12 Marie, si vedono le prime splendide maschere sfilare. Clown, musicisti e acrobazie, mentre a Mestre va in scena il teatro di strada e tanti spettacoli in Piazza Ferretto. Domani sarà una domenica all'insegna di festa in tutto il territorio, tra sfilate di carri allegorici, danze in abiti storici, spettacoli teatrali e l'arte di strada del Venice Carnival Street Show. In Piazza San Marco e Piazza Ferretto spazio alla sfilata della maschera più bella e della mascherina. Vi raccontiamo adesso con il nostro Lorenzo Maier una bella pagina di sport. Dalla banchina dello stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena, la guida del Venezia Calcio nella stagione 1999-2000, a quella d'oro, riconoscimento che gli hanno conferito in questi giorni i colleghi, a suggello della stupenda cavalcata scudetto con il Napoli nello scorso campionato. Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, ha trascorsi anche in Laguna ad inizio carriera, poi Udine portata alla miracolosa qualificazione in Champions League e nel nostro nord-est. Si è aggiudicato il premio per la seconda volta
dopo il successo nel 2004, con 42 voti su 61, un vero plebiscito, e ha commentato così: il premio del settore tecnico della FIGC, a votare sono appunto gli allenatori. Io sono partito andando a lavorare con mio fratello che mi portava la borsa e la scambiavo con i libri di scuola, e poi ora sono in paradiso ad allenare la nazionale, per cui è una cosa che auguro a tutti, anche in un momento abbastanza difficile del calcio italiano. La Serie A vede sulle proprie panchine allenatori di primissimo livello, e l'anno scorso la partecipazione a 3 squadre alle finali delle maggiori competizioni europee sono la splendida conferma di questo. Ricevere la panchina d'oro da dei colleghi di questo livello significhi ricevere la stima di allenatori tra i più bravi del mondo. Miglior premio che potessi ricevere e che auguro a tutti di ricevere. Questo premio mi impone di essere un allenatore migliore in futuro. Grazie. Da Venezia è tutto, vi lascio al meteo, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. L'alta pressione protegge l'Italia, il tempo si manterrà dunque stabile. Il dettaglio di domenica 4 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto, ma con il fastidio di nebbie mattutine, anche estese e solo in parziale diradamento durante il giorno, in nuova intensificazione dopo il tramonto. Non sono escluse locali schiarite. Temperature in lieve aumento, minime tra 0 e 2 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà decisamente più soleggiato, con cielo in genere poco nuvoloso, ma anche in questo caso su pianura e costa avremo le consuete nebbie, specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevarrà il sole con della nuvolosità alta. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.